Sono Edi Furlan, presidente emerito dell'Associazione Italiana Sommelier. Nell'ambito del nostro congresso nazionale di Verona, sabato 23 di novembre alle ore 17 in Camera di Commercio, Sala Industria, avrò il grande piacere e onore di condurre i colleghi di tutta Italia che converranno sulle colline del Prosecco, quel patrimonio che è stato recentemente, la scorsa estate, eletto a patrimonio mondiale dell'UNESCO, un patrimonio da proteggere, un patrimonio da elevare, da conservare, un patrimonio che è importante e unico nel suo genere, che però è molto fragile, ecco perché la necessità di conservarlo. Vi condurrò ovviamente nelle aziende, in 8 singoli produttori che non sono stati scelti così per caso, ma rappresentano tra i vari top de gamma le diverse filosofie di interpretare il Prosecco. Vuoi per lavoro, impianto, assemblaggi di più cloni di glera piuttosto che di uve tradizionali e storiche, Verdiso, Bianchetta, Perera, vuoi la scelta di produrre un grande Prosecco in un unico vigneto di una singola riva, questi pendii scoscesi che vanno dai 300 ai 600 metri di altitudine, viticoltura eroica, tante volte nella lavorazione si lavora con l'imbragatura addirittura, oppure la scelta di vinificare più vigneti assemblandoli assieme, sempre vigneti di grande elevazione qualitativa. Quindi un percorso emozionale e spero anche di grande piacevolezza nell'ambito del nostro congresso. Vi aspetto.